con Don Damiano Vianello qua a Taglio di Po, perché finalmente dopo un restauro biblico avete messo a posto questo bellissimo organo della chiesa. Dietro di lei vediamo appunto le canne che poi ci spiegherà il maestro Finotti in cosa consiste. Che opera è stata e soprattutto che collaborazione è stata questa opera di restauro? Grazie Leandro, ciao a tutti voi. È certamente un'opera importante e bella per la nostra comunità, città della musica, questa chiesa che ha avuto un bellissimo restauro nel tempo ed era rimasto anche l'organo da sistemare, quindi come primo impegno proprio quello di poter iniziare un progetto. Abbiamo scelto come ditta quella che lo ha realizzato più di 80 anni fa e quindi è stato bello davvero per noi poter mettere mano allo strumento e a piccoli passi stiamo arrivando alla conclusione di questo restauro. Ecco, maestro Finotti, poi chiederemo cose tecniche. Possiamo parlare anche di cifre? Cos'è costato questo restauro, parroco? Certo, a livello di preventivi, perché fortunatamente siamo ancora in lavorazione, quindi con le cifre siamo sul pressappoco, dovremo essere poco più di 40.000 euro, quindi una cifra importante per un restauro davvero bello e già si intravede il colore delle canne e poi ascolterete magari anche un po' il suono, merita. In collaborazione con la Curia, con il 5 per 1000, con cosa è stato sostenuto? Certo, abbiamo chiesto sicuramente le autorizzazioni alla Curia, la quale poi ha chiesto aiuti anche economici alla CEI, alla Conferenza Episcopale Italiana, quindi parte dell'8 per 1000, con ciò che normalmente vivono anche le nostre comunità, parte è stato destinato alla realizzazione di questo progetto. Maestro Finotti, l'organista con questo bellissimo strumento, ci vuole spiegare, tra l'altro lei è anche il maestro di una corale importante, la corale di Mazzorno, che sta mietendo successi in tutte le parti d'Italia. Ricordiamo che è stato anche sia a San Pietro in Vaticano che a San Giovanni Laterano, quindi decisamente un bel personaggio, ma questa è un'altra storia. Ci spiega questo strumento in cosa consiste, maestro? Allora, lo strumento è diviso in due parti: la console e invece il motore e tutte le canne che sono là in alto. Le canne sono circa 1029, tra cui 78 di facciata, alcune finte e alcune invece funzionano. Tutta la parte centrale funziona. Ci sono due manuali: il manuale principale, che è formato da principale, ottava, decima, quinta, ripieno, flauto, dulciana e anche le trombe, e invece il secondo manuale, che è bordone, viola, coro delle viole, flauto, silvestre, oboe e tremolo, e poi è formato invece da una pedaliera che ha il subbasso e il basso. L'organo, che all'inizio, quando è stato costruito negli anni 40, era a funzionamento pneumatico, è stato poi trasformato ed elettrificato nel 1966 e poi invece oggi con l'ultimo restauro è diventato proprio elettronico, quindi c'è una centralina che tramite la fibra porta il comando alle canne e al motore che poi suonano sull'altare. Questo era l'organo originale di 40 anni fa o è un organo nuovo? L'organo è originale, infatti tutte le canne sono originali, invece la console è originale, solo, come dire, l'involucro, e l'interno invece è stato rimodernato. Viene spinta l'aria da un motore, ci sono i sommieri che in base ai registri che vengono inseriti fanno suonare le varie canne, quelle di legno oppure quelle in materiale metallico. Manca l'ultima parte del restauro, che consiste proprio nella cordatura dello strumento, che verrà appunto eseguita in primavera, perché purtroppo non può subire cambiamenti di temperatura.